Però ne approfitto solo per cedere la parola al Presidente, solo due parole insomma, della sua associazione, l'associazione Sardigna Launedas. Prego. Grazie. Ovviamente insomma è solo un saluto il mio, quindi non preoccupatevi. Avete messo tanta di quella carne al fuoco che davvero devo legarmi e salutare e andare, perché sarebbe davvero insomma, da rinforzare i concetti che condivido pienamente. Li condivido perché questi sono le basi su cui è nata un po' la nostra associazione, questa grande associazione di suonatori di Launedas, Associu Launedas Sardigna, che come dire, si è proprio prefissata allo scopo di nascere per dialogare su pensieri diversi. Sembrava quasi un'utopia qualche anno fa, perché sapete bene, lo sappiamo bene noi nel mondo della cultura popolare, del folklore come volete, l'individualismo, le beghe, i pensieri diversi finora come dire, ci hanno disunito e hanno messo barriere che non ci portano a crescere, non ci portano da nessuna parte. Questo per i suonatori di Launedas è stato un grosso problema e quindi noi abbiamo cercato, veramente facendo degli sforzi, violentandoci anche personalmente, di mettere da parte questo tipo di barriere, di polemiche, di pensieri diversi per cercare di ragionare su questi obiettivi. E quindi questa passione che ho visto insomma nelle vostre relazioni la condivido pienamente. Cristiano è stato tra l'altro nostro graditissimo ospite insieme anche agli amici del gruppo Fedora Puzzo in diverse occasioni. Ecco, lì vediamo la passione pura. Io in voi ho visto questa passione pura, senza interesse. Chiediamo aiuto, presente. Questo vuol dire che, come dire, condividiamo esattamente dove vogliamo andare. Ecco, vogliamo andare verso lo spettacolo o vogliamo riconquistare, vogliamo ridare la consapevolezza alle persone di quello che è la nostra cultura? Ecco, l'interrogativo che mi pongo, ma la risposta ovviamente l'avete capita, è questa. E questa è la direzione, mi pare che la direzione sia questa, quindi persone che vanno oggi controcorrente, perché oggi andiamo a controcorrente, mi sono apparse delle immagini televisive che mi hanno un po' spaventato, perché poi alla fine lì ruota tutto, cioè lo spettacolo, avere spettacolarizzato il tutto ci ha portato a ridurci veramente a poco, e quindi questo inquinamento dei balli, ma l'inquinamento delle suonate, il suonatore che pur di andare a suonare deve accettare per forza, come dire, di violentare la sua suonata, di non poterla più fare intera, quindi si è arrivati a non sentire più un'intera scala di uno strumento musicale, degli Orazio, punti organo, eccetera, eccetera. Quindi gli stessi suonatori che quasi si dimenticano di come è fatta l'intera scala. Per fortuna, secondo me, abbiamo fatto davvero una bella inversione di marcia e quello che avete detto è una controprova. Quindi vi ringrazio per avermi permesso di portare i saluti di Associu qui, ci auguriamo tutti un buon lavoro per il futuro che deve andare in questa direzione. Grazie. Grazie della vostra presenza sino adesso. Io insomma vi rinnovo l'invito per domani ci sarà un'altra serata, vedrà l'esibizione del gruppo di Selagius, Associazione Culturale Fedora Puzzo. Ci saranno due grandi suonatori, Graziano Montici e Giacomo Longoni, e insieme costruiremo una serata per come la vedo io, insomma, come dovrebbe essere la serata, una serata folk, fatta di informazioni, di balli e di un approccio col pubblico, insomma, migliore, in modo da poter fare cultura e fare folklore. Grazie a tutti.